Siccità e scarsità di risorse idriche, questi i temi principali del convegno organizzato da Venice Promex in fiera a Padova al Flormart, la fiera dedicata al florovivaismo, uno dei campi che più hanno sofferto delle difficili condizioni degli ultimi anni, dovute anche al cambiamento climatico. Noi siamo presenti qui in Floor Mart come Venice Promise proprio perché perseguiamo l'obiettivo di fare squadra. Siamo assieme al distretto florovivaistico di Saonara con uno stand proprio a mostrare le eccellenze del nostro prodotto, ma soprattutto poi andiamo anche a discutere di cosa sta avvenendo con il cambiamento climatico dal punto di vista del florovivaismo. Sono cambiamenti, quelli del cambiamento climatico, cambiamenti che ritengo oramai strutturali e quindi è anche pensabile che dovremmo pensare a coltivazioni anche diverse, ma soprattutto l'ausilio di nuove tecnologie. Presente anche la Confederazione Agricoltori Italiani, che spera nell'operato il commissario unico alla siccità Nicola Dell'Acqua. È chiaro che soprattutto nella produzione di piante è importante l'elemento dell'acqua, per cui contiamo anche che il nuovo commissario unico che è stato designato con il decreto siccità abbia le risorse per riuscire a creare quelle opere sempre più necessarie per riuscire a fronteggiare i cambiamenti climatici. Importante anche del settore è la filiera, come per tutto il comparto agricolo, per cui auspichiamo che le filiere riescano a dare quella soddisfazione anche ai produttori primari rispetto alla parte del reddito delle proprie aziende agricole. Uno dei distretti florovivaistici più importanti e rinomati del territorio è la famosa area dei vivai nel comune di Saonara e in quelli limitrofi. Per limitare i danni generati da forti ondate di siccità è in cantiere la realizzazione di una nuova canaletta irrigua, in collaborazione con le aziende del territorio e il consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova. Abbiamo chiesto come ente ma anche come aziende del settore in collaborazione con le associazioni di categoria di intervenire nel nostro territorio, Saonara ma non solo, anche nei comuni limitrofi perché è necessario pensare ad un sviluppo sostenibile del sistema irriguo, bisogna lavorare in sinergia con il Bacchiglione che ha accolto subito, immediatamente le nostre richieste per portare l'acqua nei campi attraverso dei sistemi, come ho detto prima, sostenibili ma anche con un risparmio idrico. Temi di primaria importanza quelli sollevati dall'evento organizzato da Venice Promex, con la volontà di produrre un effetto efficace e concreto in favore del settore del florovivaismo e del territorio.